Allora, dicevo, produzione cinematografica forse l'ho detto io prima, ma non è proprio così. Diciamo che abbiamo tante passioni, ok? Ci piacerebbe arrivare un po' dappertutto, perché siamo cresciuti con i film, con i fumetti, con il teatro, per quanto mi riguarda, con la musica, eccetera, eccetera. Mi piace andare a vederlo il teatro, purtroppo non riesco a farlo. Penso che Elio però sia sempre pronto a raccogliere nuovi allievi. E quindi niente, è capitato, così quasi per caso, di aver incontrato una persona che è un giovane regista, appunto, aveva fatto dei piccoli corti, roba personale, sai. Lui ha letto alcuni dei nostri fumetti, le primissime produzioni, quindi i fumetti di 10 anni fa, era rimasto affascinato di quel segno bianco e nero, no? Su carta, e quindi ha deciso, insomma, insieme a noi di portare avanti questo progetto, ok? E quindi anche il film che è venuto fuori, che si chiama Macchie, diciamo il titolo è tratto dal titolo della rivista che si intitola Macchie d'inchiostro. Il film Macchie quindi riprende un po' la filosofia dei fumetti, in bianco e nero, sporco, l'immagine sporca in alcuni casi, eccetera. Mi preme dire che è un lavoro del tutto fatto in casa, ok? Quindi attori non professionisti, grande passione, molta buona volontà, niente, tanto divertimento anche. Sono i motivi che fanno vanto poi a chi fa il vino buono. Ah beh, sì, sono contento di saperlo. Bene, grazie Marcello. Beh, riusciamo allora in questa sfida a raccontare qual è la filiera di un fumetto prima che poi ne sfogliamo e ne apprezziamo le pagine? Allora, quindi si può fare, cioè si può dire in brevemente, ci vuole un sacco di tempo però per fare una pagina di fumetti, io lo so bene. Allora, molto spesso ci dicono, ma si può fare cioè lo fai col computer? Non c'è un tasto magico che ti disegna una faccia, purtroppo no. Allora, di solito il fumetto si fa in coppia, c'è uno sceneggiatore e un disegnatore, a volte ci sono più figure, se magari c'è anche il colorista, quindi quello che pensa ai colori, il letterista, quello che scrive dentro le nuvolette, che nel termine tecnico si chiamano balloon. Insomma, i passaggi sono questi: prima c'è un soggetto, si ha un'idea in genere di quello che sarà la storia, quindi uno breve, poi c'è la sceneggiatura, il passaggio, quindi è la divisione delle scene e poi in vignette. Quindi in ogni vignetta ci sarà scritto Tizio parla e dice questa cosa, si trova in un bar, che ne so, insomma ci spiega tutto quello che c'è da disegnare. Poi entro in ballo io personalmente perché sono il disegnatore, quindi mi leggo la sceneggiatura, vedo cosa mi ha indicato il mio sceneggiatore e lo eseguo la lettera, oppure insomma posso fare delle piccole variazioni. Marcello, ma io non ho capito, insomma c'è un lavoro, insomma c'è uno scambio tra l'uno e l'altro. Poi in base alla pubblicazione appunto c'è la colorazione. Aspetta, allora il disegno si divide in matita e inchiostro, quindi prima insomma si fa uno storyboard, ossia uno schizzo di quello che avverrà. Se poi qualcuno vorrà avvicinarsi ai nostri pannelli, c'è proprio un esempio nel secondo pannello da sinistra dei vari passaggi della creazione di una tavola. Abbiamo appunto la parte dedicata solo alla sceneggiatura. Anzi, prima ancora, il mio scrittore Andrea, che ora si trova nel banco lì, per il progetto Radio Punks che stiamo autoproducendo, prima fa un'idea di quello che sarà la sua tavola, uno schizzetto, poi la sceneggiatura vera e propria. Entro in ballo io, leggo la sceneggiatura e ne deduco insomma quello che mi ha scritto lui, dopodiché tavola matita, inchiostro col pennello, l'inchiostro di china, quindi nessun tastino magico che purtroppo ancora non hanno inventato. E poi io personalmente aggiungo un tocco con il PC e ci metto un po' di grigi per dare dei semitoni, quindi oltre al bianco e il nero. Sì, infatti nel mio caso un grigio, altrimenti insomma se volevo fare le tavole a colori esiste Photoshop ora, altrimenti che ne so, acquarelli, mi diletto anche con quello. Che è proprio una delle ultime cose fatte da Chine Vaganti, sino appunto la rivista principale Macchie d'inchiostro che stava citando Marcello, poi abbiamo comunque altre riviste parallele, purtroppo manca un qualcosa di cui ci può parlare Davide, che è una rivista dedicata ai giovani autori di Chine Vaganti. E ora ne approfittiamo anche per scoprire le cose nuove della scuderia. Salve a tutti.
niente, per continuare con la metafora del vino, ci sono c'è chi lo beve, ci sono i vini novelli, appunto. La rivista Resto Mancia è una rivista che è nata nell'associazione Chi Naviganti come è una palestra, diciamo, per far crescere i nuovi disegnatori, i nuovi scrittori, i nuovi fumettisti appunto dell'associazione, per farli imparare, insomma, tutto il mestiere che ci sta dietro, tutto il lavoro che bisogna fare. Io ho fatto personalmente circa 2 anni fa ho fatto un corso organizzato appunto dall'associazione a San Gavino. Sono sempre stato interessato al disegno e alla scrittura e quindi ho fatto questo corso e dopo sono entrato nell'associazione Chi Vaganti. Ovviamente sono entrato dopo aver fatto un corso, non si può dire di avere niente, cioè hai qualcosa, hai le basi, però devi crescere tantissimo. E quindi per crescere abbiamo continuato e stiamo realizzando ora, speriamo che prima della fine dell'anno sia finita, appunto questa rivista Resto Mancia che raccoglie tutti i lavori delle nuove leve dell'associazione, diciamo.